Buongiorno, buona domenica e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Prima la violenza e poi la vendetta. Gli aguzzini della ragazza di 19 anni violentata dal gruppo a Palermo, inchiodati dalle intercettazioni. Lei li aveva denunciati e loro volevano punirla. Militello ancora sotto shock dopo che un uomo è morto colpito da una macchina sparacoriandoli durante i festeggiamenti del santo patrono. Tornano le fiamme in Sicilia, decine di roghi sull'isola, case evacuate a Nicosia, nell'Ennese, a Palermo di nuovo incendi sul Monte Pellegrino. Controesodo siciliano, traffico da bollino rosso sulle strade, code agli imbarcaderi e ai caselli. A Fontanarossa intanto continuano ad arrivare turisti. A Catania tutto pronto per Di Carmine, l'attaccante rafforza il reparto avanzato dei rossazzurri, non sarà l'unico arrivo. Di nuovo bentrovati, apriamo dunque con la brutta vicenda di Palermo. Emergono nuovi dettagli sullo stupro di gruppo nei confronti di una 19enne avvenuto lo scorso 7 luglio e che ha portato all'arresto di 7 giovani. Le intercettazioni inchiodano, gli appartenenti al branco dicevano di voler punire la ragazza che li aveva denunciati. Adelaide Barbagallo. Volevano vendicarsi della ragazza che avevano violentato. Volevano punirla perché li aveva denunciati alle forze dell'ordine. Non bastavano lo stupro di gruppo, le botte, i calci, i pugni e quei messaggi scioccanti che i ragazzi della Palermo Bene si erano scambiati per commentare il gesto infame di quei 100 cani sopra una gatta, come scriveva uno di loro su WhatsApp per descrivere le scene vissute dal branco e filmate. Emergono nuovi dettagli sullo stupro di gruppo nei confronti di una 19enne avvenuto lo scorso 7 luglio a Palermo, che ha portato a 7 arresti. Dopo aver saputo che i primi 3 giovani che avrebbero preso parte allo stupro erano stati arrestati dai carabinieri, i 4 rimasti a piede libero avrebbero infatti progettato un raid punitivo per essere stati denunciati. Il 3 agosto scorso, dopo gli arresti di Angelo Flores, Gabriele Di Trapani e Cristian Barone, i militari intercettano le parole di Samuel Lagrassa ed Elio Arnao, 2 dei 7 arrestati ieri per la violenza di gruppo. Il GIP dell'ordinanza di custodia cautelare la definisce volontà punitiva nei confronti della persona offesa, una volontà che si aggiunge alle minacce fatte giungere alla ragazza affinché non rivelasse quanto accaduto al Foro Italico. Su WhatsApp la Grassa scrive: "Ti giuro, stasera mi giro tutta via Libertà e mi porto la denuncia nella borsetta. Gli dico: guarda che cosa mi hai fatto, e poi gli do una testata nel naso". I carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica guidata da Maurizio De Lucia, convocano la Grassa e Arnao. I 2 discutono del rischio che Angelo Flores, anch'egli finito in carcere, il ragazzo che ha filmato lo stupro, avesse fatto i loro nomi. Intanto si terranno lunedì in tribunale a Palermo gli interrogatori dei 7 giovani arrestati. Il comune di Palermo ha annunciato la volontà di costituirsi parte civile. 3 agenti di polizia penitenziaria sono morti e un'altra persona è rimasta ferita in uno scontro tra 2 auto sulla strada statale 385 fra Palagonia e Mineo nel Catanese. Le prime 2 vittime sono morte in seguito all'incidente. Un altro agente ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro, dove è deceduto poche ore dopo lo scontro. Restiamo nel Catanese, a Militello, per parlare della festa divenuta tragedia. Un fedele che è stato centrato in pieno da un cannone sparacoriandoli durante la festa del Santissimo Salvatore. I festeggiamenti sono stati cancellati. La Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta. Simona Mazzone. Il giorno dopo la tragedia la comunità di Militello è ancora incredula per la morte di Franco Carrera, 65 anni, ex dipendente del comune di Catania, dove ha prestato servizio per 43 anni, poi la pensione nel giugno del 2019. Ad ucciderlo è stato un pesante tubo metallico sparacoriandoli che per circa 50 metri è volato dalla macchina portante, posizionata ai piedi del sagrato della Basilica Matrice San Nicolò, nel corso dei festeggiamenti del patrono Santissimo Salvatore. Davanti agli occhi increduli dei presenti
clienti e della moglie, che è rimasta ferita ad un braccio nell'affollata piazza Vittorio Emanuele. Tutto è accaduto in pochi minuti durante lo spettacolo pirotecnico e il lancio delle strisce di carta colorate. Qualcosa non va, forse un eccesso di compressione di gas o un'anomalia nella macchina. Il distacco del tubo, la gente comincia a scappare e si allontana mentre il pezzo metallico atterra proprio sulla testa di Franco Carrera, che pare, secondo la testimonianza di chi era lì per salvarla, abbia spinto la moglie colpita ad un braccio. La donna è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale di Militello e da lì trasferita a Caltagirone. Il sindaco Burtone l'ha incontrata. Operata immediatamente perché aveva una frattura scomposta del gomito, dal punto di vista operatorio è uscita bene, solo che è sconvolta. Anche altre 5 persone sono rimaste ferite, 2 bambini di 8 e 10 anni con il loro papà e 2 donne, per loro prognosi tra i 5 e i 10 giorni, mentre per l'uomo non c'è stato nulla da fare sin da subito. Abbiamo dato aiuto, soccorso, però purtroppo questa bomba era troppo grossa e addosso alla testa l'ha lacerato, l'ha tagliato direttamente sul corpo, l'ha preso anche sul collo. Quindi poverino si è accasciato a terra. Sono stati minuti concitati durante i quali la gente ha cominciato a correre da tutte le parti e a rifugiarsi dove poteva, anche dentro i bar della piazza. Persone che entravano piangendo, urlando, chi cadeva a terra, chi si metteva dentro il bagno a nascondersi. Dopo l'accaduto le celebrazioni sono state annullate e sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini del caso, supportati da polizia e vigili del fuoco. È stato disposto il sequestro del macchinario e sulla piazza non resta altro che qualche mazzo di fiori e alcuni biglietti a ricordare Franco Carrera e il dolore per una morte così assurda. Torna il caldo anche in Sicilia, di conseguenza gli incendi. Forestale impegnata su 14 fronti e non è esente dalle fiamme praticamente nessun territorio. Case evacuate nell'ennese, incubo fuoco che ritorna anche a Monte Pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo. Maglio viola. La Sicilia torna a bruciare dopo il disastro di fine luglio. Sono ben 14 gli incendi divampati nell'isola nelle ultime ore. 3 sono nell'Agrigentino, ovvero nel capoluogo in contrada Giuranella, a Licata in contrada Contebosco e a Sambuca di Sicilia in contrada Rifotta. Nel Lisseno fiamme su 5 fronti, a Riesi lungo la strada provinciale 14, a San Cataldo, a Sutera in contrada Magadduni, a Mazzarino in contrada San Cono, a Gela lungo un'altra strada, la statale 190. Nell'Ennese fiamme a Barra Franca in contrada Piano del Salone, ma soprattutto a Nicosia in contrada Magnana, dove è stato necessario l'intervento di 2 elicotteri. A scopo precauzionale sono state evacuate le case e si ipotizza un'origine dolosa di questo rogo. Nel Messinese fiamme a Castro Reale, oltre che nel capoluogo in contrada Case Lombardi. Nel Catanese fuoco a Nicolosi in contrada Monte Arso, c'è poi il Palermitano dove brucia di nuovo Monte Pellegrino. Proprio qui ricompare infatti l'incubo dei giorni di Ferragosto, quando le fiamme, forse appiccate da giochi d'artificio sfuggiti al controllo, hanno minacciato anche Castello Utveggio. Qui la forestale è impegnata con altri 2 elicotteri nella stessa area dell'incendio di qualche giorno fa. Su questo incendio il presidente della regione Renato Schifani ha personalmente telefonato al direttore della forestale Battaglia, responsabile del settore, per chiedere un'immediata e tempestiva relazione sull'accaduto, anche al fine di procedere a necessarie determinazioni nel caso di dolosità dell'evento o negligenza nei precedenti interventi, scrive Schifani nella nota che segue la richiesta. Passato il Ferragosto, in tanti ultimano le proprie vacanze. Il primo grande controesodo della stagione si incrocia proprio in questo weekend con le ultime partenze di fine agosto. A Messina traffico sostenibile, nella mattinata di ieri qualcosa in più nel pomeriggio, ma senza grandi attese agli imbarcaderi. Francesco Triolo. La prima giornata di controesodo è filata via tutto sommato secondo programma. Sia agli imbarchi di Caronte Tourist che a quelli di Blue Ferries il traffico delle auto che dovevano passare lo stretto è stato gestito senza intoppi e senza lunghe attese nella mattinata. Nel primo pomeriggio l'afflusso è aumentato, ma mai per attese superiori all'ora. Il piano viabilità messo a punto da Prefettura e Comune di Messina ha funzionato con l'attivazione del protocollo che prevedeva la destinazione di Viale della Libertà per le vetture che dovevano imbarcarsi. Fondamentale la presenza contemporanea di ben 13 navi traghetto in servizio, 8 delle compagnie private, 5 l'intera flotta della Società di Ferrovie dello Stato. Da quant'è che attendete qui? 5 minuti, poco, fattibile, oggi mi sembra buono. Sembra di sognare quasi. Esatto, non è realtà. Avevamo paura di doverci mettere molto di più, quindi viva. Da quanto attendete?
No, siamo arrivati, ci siamo infilati, quindi nessun problema. Non ci aspettavamo, normale c'è sempre confusione. Sul controesodo e sulle vacanze sta incidendo però anche il caro carburante. La benzina al self-service sfiora ormai 2 euro al litro, 1,09 euro per il diesel, prezzi maggiori al servito e nelle pompe in autostrada, e nelle isole minori il costo può arrivare anche a 2,04 euro per litro. A questo si aggiunge anche il ritorno del grande caldo previsto da oggi e nei prossimi giorni. Catania e Messina sono in allerta gialla, a Palermo il bollino è arancione, temperature alte che saranno anche associate a tassi elevati di umidità che possono rappresentare un rischio per la salute. A proposito di turismo andiamo a Palermo, dove i vacanzieri affollano le vie del centro storico. Vediamo perché il capoluogo isolano piace così tanto. Giusy Lazzara. Palermo non chiude per ferie, anzi anche nel penultimo weekend di agosto le vie del centro sono affollate dai vacanzieri. Palermo è la bomboniera della Sicilia, poi c'è il mare che fa da contorno, l'accoppiamento mare-montagna è quello che ha subito loro parecchie volte, perché notano il mare e poi le montagne a strapiombo nel palermitano e nel trapanese. Andiamo nella zona tra Palermo e Trapani, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Trapani, gireremo un po' la zona. La Sicilia resta una delle mete più gettonate di quest'estate e c'è chi ritorna ancora una volta, non solo a Palermo ma anche a Catania. Questo è il 4º anno consecutivo che ritorno qui in Sicilia, ogni anno cerco di fare almeno una settimana divisa tra Palermo e Catania, perché per me è l'unica isola che riesce a inglobare un po' tutti i desideri e piaceri che noi italiani possiamo avere in vacanza. La gente è molto accogliente, ripeto, questi paesaggi spettacolari. Comunque sì, bella tutta la Sicilia, si mangia bene, pesce, bello, da ritornare. Le strategie e i progetti per il rilancio del settore turistico puntano alla destagionalizzazione, garantire così l'accoglienza tutto l'anno. Abbiamo visto la situazione a Messina, gli imbarcateri, a Palermo. Torniamo adesso a Catania, a Fontanarossa, tra chi parte e chi ritorna a casa dopo aver trascorso in Sicilia le proprie vacanze. Emanuela Corsi. Da Roma. Quanto starai qui? Una settimana. In questo primo weekend di controesodo, per molti le vacanze devono ancora iniziare. Sono tanti i turisti atterrati oggi a Catania che hanno scelto come meta la Sicilia. Siamo atterrati da Bergamo qui a Catania, speriamo di trascorrere una bella settimana e le premesse ci sono tutte. Cosa prevede il vostro programma? Un tour, poi andiamo a Messina questa sera, poi faremo Agrigento, andremo a Palermo e torneremo a Catania sabato prossimo. Buon arrivo. Quindi le vacanze cominciano adesso? Cominciano adesso, sì. E dove si va? Ad Agrigento. Molti anche gli stranieri. Questa ragazza inglese ci dice che è qui per la seconda volta e sta andando alle Isole Eolie. Per molti però le vacanze sono finite. Catanissetta, la famiglia. Torna a casa? Sì, purtroppo sì. Però sono siciliana e quindi ho vissuto la mia terra per 15 giorni e adesso ritorno su Firenze. Finite. Da dove vieni? Stiamo tornando a Malta, che lavoriamo lì, però abbiamo i genitori invece che abitano qui, quindi siamo venuti a fare un pochino di vacanze. Stiamo tornando a casa. Da dove venite? Malta. Quindi vacanze finite? Sì, e ritorniamo alla vita normale. Allo Scaletneo di Fontanarossa, dopo settimane difficili, tutto oggi sembra essere tornato alla normalità. Parliamo adesso del rientro a scuola. In Sicilia la campanella suonerà mercoledì 13 di settembre. Secondo il calendario scolastico le vacanze di Natale in linea di massima saranno in tutte le regioni dal 23 dicembre al 6 di gennaio 2024, quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile del prossimo anno. L'ultimo suono della campanella è fissato per l'8 di giugno. Lo strazio adesso a Menfi dei genitori di Gioele, morto a 4 anni. I familiari hanno presentato un esposto, aperta anche un'inchiesta. Giusy Lazzara. La febbre alta, la stanchezza e il vomito. La sera del 9 agosto Gioele Palmiteri, 4 anni, sta male. I genitori che vivono a Menfi, preoccupati, vanno al pronto soccorso di Sciacca. Comincia il calvario per il bambino che dopo 10 giorni di agonia in 2 ospedali e 3 reparti diversi muore. All'inizio si era ipotizzata un'infezione intestinale, ma le sue condizioni di ora in ora peggioravano, tanto che è stato necessario trasferirlo nell'ospedale pediatrico di Cristina a Palermo. Aveva problemi neurologici,
dicono dall'ospedale. Quando è arrivato le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. È stato trasferito in terapia intensiva, ma non c'è stato nulla da fare. Al momento si ipotizzano le complicanze dell'herpes zoster e che il bambino non aveva la meningite come si era detto inizialmente. Non si danno pace i genitori, il padre bracciante agricolo e la madre casalinga, che nonostante lo strazio vogliono capire realmente che cosa ha portato alla morte il figlio. Così è stato presentato un esposto che ha fatto partire l'inchiesta della Procura di Palermo. Non chiedono risarcimenti e responsabilità, dice il sindaco di Menfi, Vito Clemente, vicino alla famiglia, ma chiarezza su una morte che resta ancora misteriosa. L'inchiesta è a carico di ignoti, ma non è escluso che i sanitari saranno iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto. L'autopsia lunedì, poi i funerali e il lutto cittadino a Menfi. E si chiude il contest, la cartolina gentile realizzato dal comune di Salemi. Vince il messaggio che arriva dal carcere Pagliarelli: la gentilezza è energia della vita. L'autore è un detenuto di 50 anni. Laura Spanò. Un cinquantenne detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo ha vinto il contest lanciato dal comune di Salemi, la cartolina gentile della tua città. La gentilezza come energia della vita, questo è il messaggio racchiuso nella cartolina che ha vinto il contest. Siamo convinti che investire sulla bellezza, sulla gentilezza possa sicuramente migliorare la qualità della vita di tutti, e la bontà di questa proposta è arrivata anche come ritorno da parte delle tante cartoline che ci sono arrivate, e questa premiata che ha un valore aggiunto perché è scritta da chi in questo momento si trova in una condizione di recupero appunto della propria esistenza, e credo che la gentilezza sia un ottimo presupposto dal quale ripartire. 3 bambini che si affacciano sorridenti al mondo, espressione di una naturale gentilezza verso moltitudini di persone, idee, libri, culture, creatività e luoghi. La gentilezza quindi come energia della vita. Il detenuto che ha vinto aveva partecipato al progetto Liberi Dentro proposto da My Life Design ODV. L'uomo ha realizzato la cartolina e l'ha spedita al comune di Salemi, terzo borgo più bello d'Italia, e dopo l'adesione al manifesto Italia Gentile anche Gentilborgo. Adesso ci fermiamo, fra poco il calcio. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata al calcio. Tutto pronto per l'annuncio di Samuel Di Carmine, che sigla con il Catania un contratto di 2 anni. Definito anche l'arrivo del difensore Quaini, ma il mercato rosso-azzurro prevede altre novità. Sergio Colosi. Per il nuovo attaccante del Catania Samuel Di Carmine è pronto un contratto biennale. Già raggiunto l'accordo economico, si tratta di un passaggio formale e poi si apriranno le porte del club rossazzurro, che punta forte su un calciatore dal passato anche in Serie A con Fiorentina, Verona e Crotone. La B, con 320 presenze e 80 reti, è la sua collocazione naturale e Di Carmine, 35 anni, il prossimo 29 settembre, sarà il terminale offensivo in una categoria dove con le sue giocate può fare la differenza. Subito dopo il Catania definirà l'altra operazione virtualmente conclusa con il difensore Alessandro Quaini, 25 anni da compiere il 17 settembre, richiesto dal tecnico Tabbiani che l'ha avuto nel Fiorenzuola. Pronto un biennale, Quaini potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. La sua voglia di abbracciare il progetto Catania è risultata decisiva nel liberarsi dal club di appartenenza. Il mercato prevede qualche altro colpo. Piace il centrocampista Giuseppe Mastinu dal Pisa, il cui profilo interessa anche alla ternana dell'ex Lucarelli, e con Giovinco in uscita ci sarà spazio per un altro attaccante, che dovrebbe essere il lituano Edgaras Dubiskas, di proprietà del Pisa. Prossimi appuntamenti nel calendario rosso-azzurro: l'allenamento congiunto a Ragalna a porte chiuse con il Ragusa e lunedì la presentazione della campagna abbonamenti. Il Messina, per completare il mosaico con un attaccante e un giovane difensore, attende gli scampoli di fine stagione. A breve l'ok di Giacomo Modica per l'annuncio del centrocampista trentenne Domenico Franco, che da alcuni giorni si allena con i nuovi compagni. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 13:30. Vi lascio alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, una buona giornata.